Buonasera dal Pala Pascale di Treviso per il campionato di Serie A2 femminile Girone B. Si affronteranno questa sera le squadre di Treviso, chiaramente per quanto riguarda appunto i padroni di casa, e poi la squadra di Rovigo. Benvenuti quindi all'ascolto su streamingsport.it. Allora andiamo a vedere subito questa gara 3 del girone per il campionato di Serie A2 femminile. È una partita che riveste importanza per entrambe le due formazioni, che sono a 2 punti in classifica per quanto riguarda il computo totale dei risultati: 2 partite disputate, 1 partita vinta e 1 persa. Adesso c'è un minuto di silenzio per la morte dei carabinieri di Verona. Osservato il minuto di silenzio per questo terribile fatto che è accaduto nei giorni scorsi appunto a Verona. Vi raccontavo di questa gara, vediamo subito i 2 quintetti. Il Rovigo manda in campo Strojčková, Castelli, Zanetti, Leghissà, Mutterle e questo è il quintetto base per quanto riguarda appunto Rovigo, mentre Treviso manda in campo Streri, Prete, Falenzi, Jacquot e Nicola. Si inizia così con un attacco subito da parte della formazione di Rovigo, che sbaglia sotto canestro. Può riconquistare palla al rimbalzo appunto Treviso, che va subito da costa a costa per il tentativo da 3 fallito per il momento, palla che però viene riconquistata ancora dalle trevigiane. Il tiro poi si ferma e si incastra, diciamo così, sul canestro, e quindi si riprenderà con una rimessa in gioco da fondo campo. 1 gara vinta e 1 persa per entrambe le formazioni, dicevamo, con una situazione canestri fatti di 157 per Rodigium e 144 quelli subiti sempre per la formazione rovigota. Per quanto riguarda Treviso invece fatti 130 canestri e subiti 125. Questo per quanto riguarda le due formazioni. Alcune statistiche brevi e veloci che abbiamo potuto operare e trovare. I primi 2 punti, o 3 punti, forse non ho visto bene, vediamo, 3 punti sì, perché era dalla linea dei 3 punti, quindi il primo canestro per quanto riguarda la formazione trevigiana è di Jacquot, che va subito a colpire con il suo tiro da 3 che va a canestro. Ribadisce subito e cerca di ancora un tiro da 3 per quanto riguarda Rodigium, che prende il rimbalzo e segna i primi 2 punti della sua gara con il numero 20 Leghissà per quanto riguarda Rodigium, che va a 3-2, quindi ancora il vantaggio di Treviso. Con la maglia numero 0 c'è la Streri, che va ancora al tiro da 3 ed è un altro punto, ed è un altro ottimo, anzi viene dato un canestro da 2, quindi non era, probabilmente aveva il piede all'interno della linea dei 3 punti e quindi nulla di fatto. Quindi 5-2 per il momento per quanto riguarda la formazione trevigiana, che è partita bene, subisce l'attacco e subisce la penetrazione da parte del numero 14 del Rovigo, Sara Zanetti, che va a portare altri
2 punti in casa Rovigo. Attenzione, l'anticipo, perde palla, poi la recupera ancora Treviso con questa palla fermata e scagliata ancora sulla linea del 3, poi sceglie la penetrazione, palla che riesce a rimanere ancora a possesso di Treviso, che deve andare al tiro e ci prova da 3 ancora con una bomba da fuori che non trova il canestro. 5-4 sempre il risultato, ancora il tentativo di girarsi immediatamente da parte del numero 14 Sara Zanetti, non riuscito, e allora risponde dalla parte opposta. E subito una partita molto veloce per il momento, per questi primi minuti di gioco. Ancora viene dentro e subisce il fallo, va a terra la giocatrice con il numero 0, ovvero la capitana Elena Streri, che cade travolta dal suo diretto avversario, guadagna due canestri, guadagna 2 tiri liberi, scusatemi, e allora va alla realizzazione del primo, sbaglia il primo, ancora Streri dalla lunetta, nemmeno il secondo, quindi rimane invariato il punteggio, sempre 5-4 per Treviso. Risponde con una bomba da 3 la numero 4 Gaia Castelli, che porta il primo vantaggio in casa Rovigo, 7-4, 7-5 anzi, con il numero 4 Fabiana Prete che prova a manovrare, poi ancora palla in entrata, si gira bene, però la palla rimbalza sul ferro e quindi nulla di fatto, prova ad entrare, guadagna bene fuori, gira bene la palla in velocità ed è ancora una bellissima realizzazione da 3 punti, 8-7 sorpasso per Treviso, partita velocissima. Castelli poi manovra ancora con il numero 22 per girare palla, nulla di fatto. Palla che termina fuori, la tocca Martina Mutterle ed è rimessa in gioco per la compagine trevigiana. Preti poi fa girare le sue, cerca la penetrazione dentro, poi la scaglia fuori, la palla viene anticipata in azione difensiva con un coast to coast dalla parte opposta con il numero 14 Sara Zanetti che subisce il fallo e vediamo, ci sarà la rimessa da fondo campo per Stojcova. Ancora per Zanetti, Stojcova ancora cerca di girarsi, lo fa ma non trova il canestro e allora può ripartire Treviso con il duo Preti. Attenzione, Preti aveva intenzione di andare al tiro, non ce l'è sentita, ma a questo punto ha fatto anche bene perché poi la sua compagna la premia e ci sono 3 punti, 11-7 con il canestro firmato da Sveva Nikora che porta a 11 il bottino di Treviso in questo primo quarto. Deve andare al tiro, lo fa e trova anche il 3 punti. Katrin Stojkova, 10. Sempre a rincorrere per il momento il Rodigium. Può manovrare ancora Treviso. Preti, anzi un tentativo da 3 che va sul ferro, nulla di fatto, quindi non entra il pallone e allora può attaccare adesso la formazione di Rovigo che va al tiro da 3 anche con il numero 4 Gaia Castelli. Abbiamo visto l'uso dei tiri da 3 molto accentuato in questo primo inizio di match, primo quarto, che c'è il primo cambio, intanto esce il numero 27 ed entra il numero 10 Laura Cremona. Per quanto riguarda appunto Rovigo esce Martina Mutterle, fuori Mutterle, dentro il numero 10 Cremona. Palla che termina fuori, si arrabbia un pochino con la sua compagna per questa palla che è stata data
Adesso sta cercando di spiegare come vorrebbe la palla Stoikova. C'è Fabiana Prete che manovra il pallone, poi torna indietro per servire la capitana Elena Streri che sbaglia, poi si schianta, c'è un fallo forse non visto, l'arbitro lascia correre e allora dalla parte opposta ne approfitta il numero 14 Sara Zanetti per portare ancora in vantaggio Rovigo, 12-11, poi palla conquistata da Treviso che non ci sta. Si arrabbiano un po' le trevigiane perché c'è stato un fallo che l'arbitro ha lasciato correre oppure non ha visto, insomma dalla parte proprio in uscita dopo aver perduto il pallone. È stato un fallo che forse poteva venire fischiato, l'arbitro l'ha lasciato andare, adesso blocca tutto. Viene da questa sotto la tribuna a giocare questa rimessa in gioco con le mani per il numero 10 Cremona. Cremona cerca una compagna libera, si fa vedere ancora il tiro da 3 per Gaia Castelli che non va a centrare il bersaglio ma lo centra il numero 20 ovvero Nicole Leghissa, che poi ancora sotto rete il pubblico di Fede Trevigiana si fa sentire, sembra che ci sia stato ancora qualcosa sotto canestro, l'arbitro non ha fischiato nulla, ha lasciato giocare e allora Rovigo prova a prendere il largo con 3 punti di vantaggio, 14-11, poi la palla perde, la palla viene perduta e termina sul fondo. Vediamo, si riprenderà a giocare con una rimessa in gioco da parte della formazione di Rovigo. C'è un cambio intanto da Mario Conte effettuato con l'uscita del numero 0 della capitana Elena Streri, sostituita, conquistato palla senza che nessuno riuscisse a strappargliela. Il numero 20 aumenta il vantaggio per quanto riguarda Rovigo, Nicole Leghissa che si porta in avanti. È entrata la numero 3 Benedetta Bocchetti che va al tiro Bocchetti per un buon passaggio dato all'interno poi dell'area del pitturato e c'è il 13-16, va in lunetta proprio la nuova entrata, Benedetta Bocchetti che non realizza. E adesso c'è la palla da giocare portata nella parte opposta del campo da Gaia Castelli per Rodigium. Si piazza subito, non ci pensa due volte, palla che però tocca il ferro e quindi non regala i 3 punti. C'è il fallo, sì, da terra c'è stato il fallo, anche se rimane un po' allibita la giocatrice con la maglia numero 4 Fabiana Prete che chiede delucidazione all'arbitro, ma c'è stato il fallo da terra, quindi c'è fallo per la compagine trevigiana. C'è un altro cambio, rientra il numero 22 Svevanicora e in campo compare la numero 7 Marta Buranella. 17° punto per Rodigium che va anche al possesso palla e quindi alla rimessa in gioco con la numero 10 Laura Cremona che fa girare bene il pallone dalla parte opposta ed è un buono schema questo che porta al 19° punto la compagine di Rovigo. Replica dalla parte opposta, poi c'è l'errore, non si è accorto di questo pallone, allora ci vuol parlare sopra il tecnico Conte per quanto riguarda Treviso. Ferma il gioco per il momento, 19-13 il parziale nel primo quarto per la compagine di Rovigo. Vi dicevo, ci vuol parlare sopra Mario Conte che ha chiamato il suo primo time out. Dalla parte opposta c'è Giulia Pegoraro con il parlare anche per lei alle sue giocatrici.
Vediamo cosa nasce da questa ripresa del gioco dopo il primo time out chiesto appunto da Mario Conte, il tecnico di Treviso, che ha bloccato il gioco, ha voluto parlare con le proprie ragazze, un attimo di sbandamento, sono 6 lunghezze prese a vantaggio da parte di Rodigium, che deve rientrare in campo adesso, sollecitata dall'arbitro, che viene a sollecitare e a chiamare appunto Pegoraro per far rientrare le sue giocatrici. Gli arbitri sono i signori Andrea Andretta e Nicola Cotugno. Al cronometro c'è Arianna Monfini, al 24 Marcello Pennino e al referto Riccardo Palermo. Può giocare ancora Rovigo con il giro palla per quanto riguarda il numero 1 Katrin Stojkova, che prova a far girare le sue ancora. Mancano 6 secondi, perde palla Rovigo, la guadagna la formazione trevigiana, che può impostare un'altra azione in modo veloce per andare sotto. C'è il fallo, guadagna il fallo la numero 3 Benedetta Bocchetti, che è entrata da poco in campo. Altro cambio per Rovigo, entra la numero 33 Paola Novati ed esce il numero 20 Nicole Leghissa. A girare palla ancora Treviso, non l'aveva fatto, un tentativo di pescare sotto canestro la numero 19 di casa, non è riuscito, e poi in uscita, scusate il gioco di parole, va a commettere il fallo, quindi si riprenderà a giocare con una rimessa in gioco per quanto riguarda Rovigo, con la propria numero 3 Silvia Viviani, la capitana. Sbaglia il tentativo, non riesce a riconquistare palla, e allora ci riprova Treviso dalla parte opposta del campo, ancora in avanti con bene questo giro palla, poi la palla lanciata un po', c'era un po' di copertura, non si era accorta. Molto bene Rovigo con questa azione, molto bene questa azione, con la conclusione del numero 1 Katrin Stojkova. Poi ancora palla persa per Treviso e altro punto sempre dalla Stojkova. 23-13, ha preso una lunghezza di 10 punti la formazione di Rovigo. È il primo break, il primo allungo da parte della formazione ospite, allora prova a replicare con le bombe da 3 che nella prima parte proprio del primissimo quarto avevano funzionato, adesso stanno un po' lattendo e quindi nulla di fatto. Cambio per quanto riguarda Rovigo e per quanto riguarda poi anche Treviso, esce il numero 14 per quanto riguarda Treviso, mentre esce il numero 1 Stojkova per quanto riguarda Rovigo, entra il numero 5 ed è Nina Stavrov, che va in campo al posto della Stojkova. Può manovrare ancora, vediamo, c'è il fallo, sì, c'è il fallo sul 19 su Elea Jacot, che aveva iniziato bene la sua gara con subito una bomba da 3, poi si è un po' spenta e quindi gli ha dato un po' di riposo Conte in panchina, adesso è rientrata, vediamo se ha avuto ragione il coach oppure. 23-13, sbaglia il primo tiro libero, realizza invece il secondo, e quindi siamo a 14 per Treviso. La IVMA, questa è la nuova denominazione per quanto riguarda la società trevigiana, sbaglia l'entrata, errore per Rovigo, e adesso c'era il fallo, protesta il pubblico di Fede Trevigiana per l'arbitro, che poi ferma il gioco e concede il fallo alla formazione di casa. Va dalla lunetta il numero 0, la capitana Elena Streri, mentre altro cambio per Rovigo, fuori la numero 14 Sara Zanetti, dentro la numero 20 Nicole Leghissa, che fa il suo rientro in campo dopo pochi istanti che aveva lasciato il campo di gioco. E dalla lunetta non siamo precisissimi, quindi ancora
Il primo tiro sbagliato, il secondo invece realizzato per la capitana Elena Streri, che porta il bottino a 15 punti con 23 il Rovigo. Si arrabbia Pegoraro dalla parte opposta del gioco, voleva forse velocizzare in maniera più accentuata l'attacco delle sue, si arrabbia adesso per questo sbaglio e allora può ripartire ancora Treviso, che cerca di fare ordine, poi guadagna bene, poi si va bene ed è buono il tiro realizzato. 17 punti per Treviso, 23 per Rovigo, si porta a -6 e ne approfitta Pegoraro. Non era contenta prima per quanto riguardava appunto il velocizzare e andare a canestro in maniera forse diversa da quello che le ragazze avevano scelto. Si era arrabbiata in precedenza, si è arrabbiata quando hanno subito il canestro da parte di Treviso, e quindi ci pensa un attimo e prova a parlare con il suo gruppo per mettere chiarezza. Lo fa anche Conte, che è inginocchiato davanti alle sue ragazze, chiedendo naturalmente di ritornare sotto in partita. Sono preso anche 10 punti di vantaggio Rovigo, adesso ne hanno 6 e quindi siamo ancora in linea di galleggiamento per quanto riguarda la formazione trevigiana, che deve e può naturalmente ritornare sotto. Possono e devono rientrare le due formazioni. Si esaurisce il time out richiesto da Pegoraro del Rodigium, che fa rientrare appunto in campo le sue ragazze. Si riparte con una rimessa in gioco da fondo campo da parte del Rovigo, che porta palla oltre la metà campo. Aveva avuto l'intenzione di andare al tiro da 3, ma poi ci ha ripensato molto bene invece con questo slalom della capitana Silvia Viviani, che porta altri 2 punti importanti per Rovigo. Replica dall'altra parte, attenzione, ci prova da 3 e purtroppo il ferro scaraventa fuori e sputa fuori il tiro del numero 7, se non erro, Marta Burinella, e quindi niente da fare. Rimane sempre 25-17 per Rovigo nel primo quarto. Prova ad attaccare, manca pochissimo, ha tentato il tiro dalla lunghissima distanza per chiudere il primo quarto, che si chiude 25-17, quindi 25-17 per Rovigo nel primo quarto. Rientriamo in collegamento dopo il primo quarto terminato a favore di Rovigo per 25-17. Rientriamo ancora in collegamento dalla Pala Pascale di Treviso per la gara che vede
il girone B del campionato di Serie A2 femminile. L'incontro è quello tra la formazione di casa Limva Treviso che affronta Rodigium Rovigo. È proprio Rovigo che manovra palla per cercare subito di andare al tiro, l'ha fatto sempre con maggiore velocità e quindi adesso sta facendo girare la palla molto molto bene, poi sceglie di mettersi in proprio e ha ragione, va a canestro Nina Stavrov, la numero 5, ha qualche difficoltà ad andare dalla parte opposta del campo, la passa in fretta, poi gira bene la palla, ancora una giocatrice a terra per Treviso e allora ci ripensa, vuol giocare ancora con il tentativo di la palla stava quasi per entrare, purtroppo però non c'è stata la realizzazione, si protesta sugli spalti di Fede Trevigiana per questo pallone. E adesso l'arbitro invece ha visto qualcosa e allora ha chiamato il fallo a favore di Treviso. Fuori la numero 10, dentro la numero 4, quindi dentro Gaia Castelli, fuori Laura Cremona per quanto riguarda Rovigo, che effettua il suo cambio e allora andrà alla rimessa con le mani da fondo campo Nina Stavrov. Buona ancora la realizzazione di Rovigo con la numero 20 Nicole Leghissa che va ad aggiungere altri 2 punti al bottino di Rovigo. Poi si complica la vita la compagine di casa, con la numero 19 che non riesce a controllare, la Elea Jacquot, che è anche caduta. C'è qualcosa da dire da parte di Mario Conte, il tecnico, il coach di Treviso. Può giocarla ancora Rovigo che manovra il pallone, fa girare bene la palla con questo tentativo di 2 che va a perforare la retina e quindi c'è la realizzazione per Nicole Leghissa che si porta la sua squadra sul 31-17. Adesso decisamente ha preso il largo la formazione di Rovigo, che manda sulla sedia del cambio un'altra giocatrice pronta ad entrare in campo. Adesso c'è il fallo da parte del numero 5, da parte di Stavrov mi pare, mentre c'è il cambio che arriva, entra il numero 14, rientra in campo Sara Zanetti, esce il numero 33, era Paola Novati che era entrata in precedenza dalla lunetta per 2 tiri liberi. La Benedetta Bocchetti per la compagine di casa porta a quota 18 il bottino per le trevigiane, 19 con un cambio che Rossi effettua. Fuori Matilde Baron, fuori Matilde Baron, dentro il numero 14 Falenzi. Ancora Rovigo prova a girarsi, va immediata al tiro, palla sul ferro e nulla di fatto. Ancora prova a chiamare lo schema Benedetta Bocchetti, in marcatura su di lei la opposta con il numero 3, anche lei. Le 2 giocatrici si equivalgono in questo caso, almeno sotto il profilo dei numeri. Guadagna un fallo Elena Strelli, la capitana, che porta il pallone appunto con possibilità di giocarla per Jacquot che si libera molto bene, liberata molto molto bene. La numero 19 in maglia bianca, Elea Jacquot, porta 2 bei punti in casa Treviso, 21-31. Il divario è sempre di 10 punti, però attenzione, prova a riportarsi sotto Treviso, cerca di realizzare da 3, poi è buona questa azione che aveva portato la giocatrice di Rovigo ad un'entrata per realizzare 2 punti non riusciti. Jacquot ci riprova con un tiro da 3, palla sul ferro che ritorna fuori, però è ancora preda di Treviso, che può manovrare bene questo pallone sotto canestro, però nulla di fatto perché la palla non entra e quindi riparte velocissima Rovigo con
La numero 3, la sua capitana Silvia Viviani, che ha trascinato tutti dalla parte opposta del campo, un coast to coast fantastico, perché poi c'è stato il passaggio decisivo per la sua compagna, che ha realizzato altri 2 punti e porta Rovigo a quota 33. Fallo di Gaia Castelli, doppio cambio, fuori 5 e 3, dentro la numero 1 e la numero 27, quindi dentro Katrin Stojkova e Martina Mutterle, che ritornano sul campo di gioco. Ancora Jacol che gira bene il pallone, palla che è partita, si è rivista subito male. Qui ha fischiato un fallo, viene dato il fallo a Rovigo e va dalla lunetta alla numero 14 di casa, ovvero Falenzi. 2 su 2 per Falenzic, che aumenta il bottino di Treviso, che si riporta a meno 10, 23 per Treviso, 33 per Rovigo, quindi gravita questo divario, però subito aumentato poi, perché la numero 20 non si fa pregare, Nicole Leghissa, una delle migliori sicuramente per quanto abbiamo visto in questi primi 2 quarti che stiamo vedendo. Insomma, buona la prestazione di Leghissa, che è riuscita a portare in casa Rovigo un discreto bottino anche personale. Dalla lunetta Benedetta Bocchetti, che sbaglia il primo tiro libero, un po' in difficoltà sui liberi la formazione di casa. Bocchetti realizza invece il secondo, poi c'è il cambio, fuori Bocchetti stessa e dentro Fabiana Prete. Vediamo se va al tiro da 3, no, sceglie di entrare molto bene, con ancora una buona entrata di Sara Zanetti, che aumenta il proprio bottino e il bottino della propria squadra, portando a 37 a 24 il risultato per il momento nel secondo quarto. Ancora Jacol che entra bene, poi scarica fuori, peccato sfortunato questo tiro da parte delle trevigiane, che va sul ferro e viene sputata fuori la palla, poi si riferma, cambia improvvisamente di ritmo e poi il tiro ancora che colpisce il ferro, poi non attenti in fase di conquista palla sotto le plancia, e c'è il pallone che viene riconquistato a un punto. La numero 7 Marta Burinella fa toccare il pallone sulle gambe della sua avversaria, c'è il tocco che termina fuori, palla che viene rigiocata ancora dalla formazione di casa. La numero 4, la Prete, che prova a far velocizzare il gioco in casa Ivma, sceglie la percussione, va dentro, c'è il fischio prima del tiro, anche se il tiro non era entrato, quindi non sarebbe successo nulla, però prova a guadagnare un po' di spazio con questa entrata. Poi le ragazze si erano spostate tutte verso Mario Conte, che ne ha approfittato per un minuto, insomma, chiamiamolo così, anche se non chiamato ufficialmente. C'è il primo tiro libero realizzato da Prete, secondo tiro libero, vediamo, ha realizzato pure il secondo, si porta a 26 la Ivma Treviso, con Benedetta Bocchetti, poi dalla parte opposta Silvia Viviani. Ancora il tentativo, è buono l'intervento in fase difensiva di Falenzic, che mette il pallone fuori e quindi si riprenderà a giocare con Rovigo alla rimessa.
Pegoraro che chiama lo schema che vuole vedere applicato dalle sue ragazze. Palla che viene data al numero 27 Martina Mutterle, poi buona la riconquista anche palla, l'aveva persa e invece poi perfora il canestro Martina Mutterle dopo una ottima azione di Katrin Stojkova. Adesso c'è il raddoppio di marcatura di Stojkova con la sua compagna 27 Martina Mutterle che bloccano per una ripartenza la formazione trevigiana. Si riprende con Prete che deve rimettere in gioco da bordocampo, sceglie la numero 0 che sceglie di andare da sola. Poi buono il rimbalzo sotto la plancia da parte di Sara Zanetti che conquista un buon pallone e porta a casa il punto numero 28. Ancora per la manovra. Il tiro da lungo, nulla di fatto. Riparte. Sì, è pregevole questo canestro in entrata da parte della capitana Silvia Viviani che lascia tutte ferme, perfora la difesa trevigiana e ci sono altri 2 punti molto molto importanti conquistati da Rovigo per 43-28, conduce per il momento, sono 15 punti di vantaggio, ha incrementato ulteriormente il suo vantaggio ed è buono. Palla conquistata molto bene, può giocarla ancora dalla parte opposta, riparte Treviso con Jacquot. Lo sbaglio, poi riconquista palla, c'era forse un piede al di là del campo, un ritorno voluto e chiamato dal pubblico di Fede Rovigo, l'arbitro non era di questo avviso e quindi ha visto tutto regolare, ha lasciato andare 44-28 sempre nel secondo quarto qui alla Pala Pascale di Treviso con Livma Treviso che è sotto per il momento nel secondo quarto contro Rovigo, guadagna una bella palla in difesa, ha lavorato molto bene, allora può ripartire ancora con Zanetti. Persa palla, anzi era Falenzi che perde palla, poi il tentativo di andarsene, c'era i passi per la numero 3 capitana Silvia Viviani che già prima aveva fatto un'entrata meravigliosa e un gioco meraviglioso, adesso si è complicata un po' la vita con i passi fischiati dall'arbitro. 44-28 per Rovigo. 3 minuti e 3 da giocare nel secondo quarto. Altro cambio fa ruotare tutta la panchina Pegoraro. Buono il pallone portato in avanti da parte della squadra trevigiana, ancora da 3 ma ancora da fuori, sputa fuori il pallone. Buona questa azione che purtroppo non si concretizza perché Benedetta Bocchetti non riesce a trasformare questa ottima azione per portare altri 2 punti importanti, non ci riesce, mentre altrettanto bene invece va Stojkova che lascia sul posto la sua diretta avversaria in marcatura e poi va a realizzare 2 punti importanti per il bottino di Rovigo che si porta a 46, quindi sono ancora altri 2 tiri liberi per Stojkova. Si prende il tempo necessario per il primo tiro libero che anzi era solo un tiro libero aggiunto, quindi nulla di fatto. Poi la difesa si fa fermare sempre dalla stessa Stojkova
che ha guadagnato nuovamente palla dopo aver sbagliato il tiro libero aggiuntivo che aveva ricevuto. Attenzione, la capitana di Rovigo che entra, poi scarica bene dalla parte opposta, buon gioco quello di Rovigo, poi il tiro non è perfetto e quindi può riprendere palla la formazione trevigiana, sceglie di entrare da sola, poi ritorna indietro, il tentativo da 3 è sfortunato perché sbatte sul ferro e torna fuori, nulla di fatto. Ancora la capitana Silvia Viviani, numero 3, un peperino veramente, e poi ancora il pallone che rimane lì, può girarlo, non è da 3 perché c'ha i piedi, attenzione però perché bisogna un attimo concretizzare. Si arrabbia Pegoraro con la sua giocatrice perché qualcosa non ha girato nel verso giusto, allora fuori Stoikova che ha fatto fino adesso una gran partita. Doppio cambio dentro il 5 ed il 10, quindi ritornano Nina Stravrov e Laura Cremona in campo. Cremona che va a chiedere qualcosa al proprio allenatore, realizza il primo tiro libero Elena Streri, che realizza anche il secondo. 30-46 per Rovigo, secondo quarto qui alla Palla Pascale di Treviso. Gira bene la palla ancora e va al tiro da 3 che però non riesce, allora riguadagna con un buon lavoro sotto la plancia la formazione trevigiana, prende palla e quindi può impostare un'altra azione, fa correre, fa movimentare anche la difesa di Rovigo. Il tentativo da 3 piuttosto non era nemmeno male come intenzione, poi è stata sfortunata perché ha trovato il pallone sputato dal ferro e quindi blocca poi tutto. C'è un time out richiesto dalle panchine. E allora 1 minuto e 7 da giocare sul risultato di 46 per Rovigo, 30 per la IVMA di Treviso, quindi sono 16 punti di distacco per il momento da parte di Rovigo, che ha preso decisamente il largo. Abbiamo sentito Pegoraro e stiamo sentendo ancora Pegoraro chiedere un maggiore impegno alle sue ragazze, anche se stanno giocando decisamente bene. 46-30, Treviso deve provarci, deve rimanere in partita. 16 punti ne aveva di svantaggio 13 nel primo quarto, li aveva poi recuperati piano piano. Adesso vediamo che cosa succede in questo secondo quarto con le due formazioni che provano adesso da 3. Treviso da 3 ci ha provato, però nulla di fatto, guadagna e rimbalza il rimbalzo la formazione di Rovigo, poi tutto dalla parte opposta ancora in velocità per il tentativo da 3 non riuscito, poi azione difensiva con il numero 14 di casa, ovvero Falenzi che tocca e devia la palla sul fondo, quindi riprenderà a giocare Rovigo con palla tra le mani. Cerca una compagna libera, la trova in area liberata e ha funzionato molto bene questa azione d'attacco di Rovigo. Si è arrabbiato, abbiamo sentito il no disperato di Mario Rossi che c'era il ritorno da parte di Elena Streri, la capitana, che non è riuscita a rimanere nel proprio campo e quindi è andata dalla parte opposta, quindi fallo chiamato e fallo fischiato con il 27 Martina Mutterle alla ripresa del gioco. Mutterle per Cremona, ancora Mutterle, ancora Cremona, prova a girare palla un pochino meno di velocità del primo quarto, però adesso allarga le braccia a Pegoraro perché proprio questa
questo pallone non se lo aspettava, ha sorriso anche lei, che probabilmente non si aspettava questo sbaglio. Poi errori di Treviso, palla fatta rimbalzare, sì, ha sbagliato, dice, vediamo se allora, secondo me era bianca la palla. Ha fatto segno l'arbitro che decide lui, però secondo me aveva fatto rimbalzare sulla sua avversaria il pallone, però insomma, a parte una prima strigliata, poi va tutto bene, insomma 48-30 il risultato per il momento nel secondo quarto della gara qui alla palestra Pala Pascale di Treviso. Per il campionato di Serie A2 femminile girone B si stanno affrontando Rovigo e la IVMA Treviso con identici punti in classifica, 2 punti che arrivano da 2 partite giocate, una vinta ed una persa. Come avete sentito in precedenza abbiamo dato anche qualche dato sui canestri fatti per Rovigo, che sono 157, quelli subiti 144 prima di questa gara naturalmente, mentre per Treviso aveva segnato 130 canestri, ne aveva subiti 125, quindi capite che lo score è un pochino diverso, insomma. Rimessa in gioco per Rovigo, che è in posizione d'attacco, si fa vedere molto bene, chiama palla con la battuta di mani, quindi si è fatta vedere notevolmente un po' in quasi tutto lo spazio del campo. Buona l'azione difensiva da parte di Treviso, poi arriva, sbuca dal fondo senza che se ne accorga la numero 14 trevigiana, ovvero la Falenzic, e quindi va al tiro, guadagna anche un fallo. Si arrabbia Conte, il tecnico trevigiano, si arrabbia Conte con la numero 8 che va a sedersi in panchina. Realizza e porta a quota 50 la sua squadra, la squadra di Rovigo. Attenzione perché siamo allo scadere, va in entrata cercando il punto, non lo trova, e allora il secondo quarto si ferma con sempre 50-30, sempre il vantaggio di Rovigo, e quindi 20 punti di vantaggio. Si va all'intervallo lungo e quindi ci risentiamo tra una quindicina di minuti al rientro in campo delle due squadre sulla parziale per il momento di 50-30 per Rovigo. Rientriamo in collegamento con il Pala Pascale, la palestra di Treviso, dove gioca le sue partite casalinghe appunto la IVMA SRL, come c'è la denominazione appunto della nuova Basket Treviso. E questa sera siamo alla terza partita di campionato di Serie A2 femminile, con Rovigo che è in trasferta appunto in quel di Treviso. Sta per iniziare il terzo quarto, quindi dopo l'intervallo lungo siamo al terzo quarto che inizia con il vantaggio di Rovigo 50-30. Sono 20 le lunghezze di vantaggio che Rovigo ha accumulato nel corso dei primi due quarti giocati
parecchio bene, senza grosse individualità, senza grossi numeri, però con la possibilità e con la certezza di aver dato qualcosina in più. Attenzione a questo tentativo di andarsene sotto canestro, ma ci sono i passi fischiati dagli arbitri al numero 22 di Treviso, la numero 22 di Treviso, che viene fermata dall'arbitro Sveva Nicola per infrazione di passi. Brava ancora la numero 1 Katrin Stojkova, che mette altri 2 punti in saccoccia. 52-30 per la formazione di Rovigo, con Treviso che adesso prova ad attaccare, ma si trova un muro difensivo da parte di Rovigo. Prova il tiro da 3 corto, nulla di fatto, e allora può ripartire in estrema calma e tranquillità Gaia Castelli dalla parte opposta. Manovra ancora con la numero 14 Sara Zanetti, palla tra le mani di Stojkova che la fa girare velocemente, ritorna, non riescono ad entrare, allora Stojkova cerca di mettersi in proprio da sola, va da sola, guadagna il fallo. Poi c'è un gesto di stizza da parte della stessa Stojkova che se l'è presa un po' con la sua diretta avversaria. Vediamo, c'è anche Pegoraro che sta parlando con la sua giocatrice, l'ha richiamata alla calma e alla tranquillità. Va in lunetta la numero 1 di Rovigo, Katrin Stojkova. Il tiro libero realizzato, il primo. Secondo tiro libero, 53-30. 53-30 rimane tale perché sbaglia il secondo tiro libero Stojkova, e allora può riprendere a giocare dalla parte opposta adesso la gara. Due tiri per Treviso, che realizza il primo. Realizza il secondo. E allora 53-32 dopo questi tiri liberi da una parte e dall'altra realizzati. Manovra ancora una volta a Treviso. Bello il taglio, può giocarla fuori ancora questa palla. Il tiro da 3 che nelle prime battute del match era entrato facilmente, faceva ben sperare la formazione trevigiana. Poi si è spenta un po' la luce, sono spariti man mano i tiri da 3 di realizzazione, quindi nulla di fatto. Mentre trova un altro canestro Rovigo, può giocare ancora, gira palla in velocità la formazione trevigiana di Conte, che prova a trovare la bomba da 3, la trova finalmente, ritorna a gonfiarsi il canestro di Treviso. 35-55, sono sempre tanti i punti da rimontare, sono 20 in questo terzo quarto. Ancora Stojkova che prova a girare palla, trova un buon piazzamento della sua compagna di squadra all'interno del pitturato e poi trova il tentativo di realizzazione che viene fermato. Stojkova con palla tra le mani adesso per rimettere in gioco e far ripartire le sue. Sì, ci riesce con il passaggio su Castelli, che realizza il tiro da 3. 58-35. Parte Fabiana Prete per Treviso, poi Streri, la capitana, che cede palla a Jacquot, ancora per Streri che prova ad entrare. C'è il fallo fischiato al numero 4 Gaia Castelli. Gaia Castelli con il fallo per lei. La rimessa in gioco, può rigiocare Treviso, può portarsi sotto, si libera bene Jacquot. Lo fa molto, molto bene nelle volte che è riuscita a essere sotto canestro e a muoversi bene, e lo ha fatto altrettanto bene andando a segno un paio di volte.
Stoichkova offre questa palla un pochino troppo bassa, palla che sfugge via, nulla di fatto. 58-37 sempre nel terzo quarto di questa gara qui alla Pala Pascale di Treviso, con Rovigo che sta conducendo, lo ha sempre fatto fin dal primo quarto. Ancora Preti, scaraventa ma c'è su tutti Stoichkova che poi prova da sola, 1-2, con estrema facilità. In questo caso si sono aperte le maglie difensive di Treviso e allora prova a riportarsi sotto Treviso ancora con questa azione tutta personale del numero 0 Elena Streri, la capitana della squadra, che trascina le sue ancora per non mollare, e vediamo, bisogna tentarci chiaramente. Stoichkova ancora dalla parte opposta a trovare, era buona però poi sbagliata, e adesso può andare da 3. Sceglie di andare da 3 invece di rientrare, chiede scusa alla panchina, forse sarebbe stata meglio andare in entrata sotto per guadagnare almeno 2 punti, mentre ha provato il tiro da 3, non riuscito perché il ferro ha sputato via il pallone. Allora può ripartire, perché sbaglia anche Rovigo, può ripartire Preti per quanto riguarda Treviso, che tutta da sola si mette in proprio e va dentro, vorrebbe anche il fallo, l'arbitro non è di questo avviso e allora c'è 60-41, prova a rintuzzare lo svantaggio la formazione trevigiana. Ancora un fallo non visto e non fischiato, si lascia giocare e quindi adesso lo ha visto la spinta, il fallo di Elena Streri alle spalle, sì, il segnale è stato proprio di spinta alle spalle. Triplo cambio per quanto riguarda Rovigo, che rimanda in campo la numero 3 capitana Silvia Viviani, poi la numero 5 Nina Stavrov e poi la numero 15 che fa per la prima volta mi pare il suo ingresso in campo, ma ancora non è il suo momento, di Luma Nako Omoni, questo è il nome della ragazza che tra poco entrerà in campo. Primo tiro libero sbagliato per Leghissa, bene nei primi 2 quarti Leghissa. Secondo tiro libero realizzato e allora adesso sì, c'è il cambio, esce proprio Leghissa ed entra Luma Nako Omoni. Vediamola, fisico imponente per questa ragazza. Prova ad attaccare Treviso, che va al tiro da 3 e lo trova Fabiana Prete, poi si gira verso il pubblico con un gran bel sorriso per questo tiro da 3, poi si fa vedere e sentire Luca Momi sotto le planche, poi una buona palla trattenuta, rigiocata, e ancora permette a Rovigo di rimanere lì, va sul tiro da 3 che viene sbagliato. Può ancora Luca Momi, attenzione, si gira bene, viene contratta da Jacot che non gli permette di andare al tiro in tutta calma e tranquillità, e quindi può rigiocare Treviso, che riparte dalla parte opposta sotto con la Prete, con la Benedetta Bocchetti che invece non riesce a trasformare, nulla di fatto, e allora può ancora con la capitana di Rovigo cercare il passaggio. Attenzione, Luma Nako Omoni viene chiamata, mancano una manciata di secondi, ma trova tutto il tempo per andare. Si arrabbia Conte perché in effetti la marcatura non c'è stata e è andata in difficoltà l'intera squadra di Treviso con questa azione. Ha richiamata simpaticamente la Pegoraro, il coach di Rovigo, ha richiamato simpaticamente la ragazza che ha messo in campo Luma Nako Omoni, dicendole chiaramente datti una svegliata, insomma, perché
sono le 19:41 e quindi è ora di provarci, insomma, vabbè. Sono anche le classiche battute che si fanno per scuotere, per dare vigore, per invogliare naturalmente a fare qualcosa in più alle proprie atlete. Attenzione, tra l'altro non ho la lista dell'età appunto di questa giocatrice numero 15 di Rovigo, ma sarà sicuramente una giovanissima, quindi nessun problema per lei. Adesso chiama palla, però non viene badata. C'è invece giusto il tiro di Nina Stavrov da 3 e porta il bottino a quota 68. Comincia ad essere pesantissimo il divario, 68 per Rovigo, 44 per Treviso, qui alla Pala Pascale nella terza di campionato per quanto riguarda la Serie A2 femminile. Tre minuti da giocare ancora in questo terzo quarto per Rovigo e per Treviso, per vedere quale sarà il risultato parziale di questo terzo quarto. 3 minuti ancora da giocare mentre Mario Conte chiama attorno a sé le ragazze per un tentativo di riportarle ad una qualità maggiore, per cercare di rimontare il divario che Rovigo ha scavato fin dal primo quarto. Riparte Treviso con Jacol che si libera della sua marcatura, poi deve trovare una compagna libera, deve andare dalla parte opposta, subisce il fallo e quindi si riprenderà con palla in possesso di Treviso con Fabiana Prete, una delle più positive tra le sue questa sera. Buona, Jacol va sotto, si muove bene, gira il pallone, passi ancora, pescata la Jacol in infrazione di passi in attacco e quindi nulla di fatto. 68-44, terzo tempo per la formazione trevigiana, che prova ancora a rientrare, ci tenta perlomeno, insomma prova a scavare, prova a limitare il divario che Rovigo ha scavato tra le due formazioni. Potrebbe esserci, no, è stata sfortunata questa giovanissima giocatrice di Rovigo che non è riuscita a realizzare i suoi primi 2 punti della partita. Peccato per lei, chiaramente. Manovra Preti, cerca la posizione per andare al tiro, poi sceglie di entrare, guadagna, non so, c'è stata no, forse vale, e quindi sì, cambio per Rovigo. Esce il 10, entra il 27, quindi Martina Mutterle al posto di Laura Cremona, mentre va in lunetta sul 68-46, mentre continua Pegoraro a spiegare qualcosa a questa giovanissima che ha mandato in campo con il numero 15 nel corso di questa gara. Realizzazione da parte di Preti. Fabiana Prete realizza il suo tiro libero e porta a 47 il bottino di Treviso. Fallo di Bocchetti, che si dispera perché non era secondo lei suo il fallo, viene trascinata via dalla Prete, dalla sua compagna, per evitare sanzioni più gravi, quindi prova a giocare ancora Rovigo, lo fa con Benedetta Bocchetti, poi la palla viene riconquistata, spinge, si fa sentire sotto la plancia la numero 15 di Rovigo, che trova
i primi 2 punti della partita sua. Espulso intanto, mi pare, espulso il coach di Treviso, espulso il coach di Treviso per proteste, immaginiamo, perché ha detto qualche cosina alla coppia arbitrale. Adesso c'è il time out, c'è il presidente della squadra che si avvicina, il presidente di Treviso che si avvicina appunto alle ragazze per sostenerle dopo che il coach ha abbandonato il campo, è stato espulso dalla gara, e quindi adesso la situazione insomma sarà un pochino difficoltosa per quanto riguarda Treviso, che deve provare a giocare senza una guida in panchina. E allora vediamo le ragazze che si sono strette attorno e vanno a chiamare l'infrazione che avevano fischiato in precedenza. Adesso c'è anche Pegoraro che ha qualcosa da dire all'arbitro, forse voleva sapere che cosa era successo, oppure insomma come dovevano riprendere. Va in lunetta la capitana Silvia Viviani per i tiri liberi. Viviani realizza il primo tiro libero. E anche il secondo. C'è un terzo libero aggiunto per il fallo tecnico. Eccolo qua, quindi sono 3 realizzazioni, 3 tiri liberi realizzati, quindi 73 a 47 per quanto riguarda Rovigo, con Viviani che prova a manovrare ancora palla in velocità, va al tiro da 3, no, poi ci ripensa, poi scarica fuori, entra, si mette in proprio, ancora una finta, forse c'era un fallo, l'arbitro adesso lasciano un po' correre perché con l'espulsione del coach di Treviso insomma un po' di nervosismo c'è stato e c'è in campo, quindi cercano di evitare soluzioni e fischi che potrebbero far innervosire ulteriormente appunto le 2 panchine. Vediamo con questa azione che ci prova, bravissima, ci prova Benedetta Bocchetti e va a realizzare 2 punti importanti per Treviso. 49esimo punto per la formazione trevigiana, 73 sono quelli di Rovigo, che mantiene quindi sempre un discreto vantaggio conquistato fin dalle prime battute del match nel primo quarto. Ancora sotto rete, ancora sotto la retina la giocatrice appunto di Rovigo, che poi commette fallo e quindi in attacco, quindi nulla di fatto. Si riprende con una rimessa in gioco da parte di Treviso, che deve passare la metà campo per provare a segnare ancora dei canestri che possono e potrebbero insomma tenerla lì sempre viva, insomma, per cercare un qualcosina di più per il fine partita. È chiaro che le difficoltà sono state tante fin dall'inizio, insomma. Sta chiamando ancora Pegoraro, sta chiamando ancora la giovane che ha spedito in campo, e la vuole più tonica, la vuole più cattiva, se così si può dire, insomma. È chiaro che è una giovanissima, poi mi informerò sulla carta d'identità appunto della giovane numero 15 di Rovigo. Va ancora al canestro, 75 a 52, mentre siamo alle battute finali per il terzo quarto che va alla conclusione. Conto alla rovescia scandito dal pubblico di casa, e è stata veramente sfortunata la numero 4 Fabiana Prete, sfortunatissima, palla che esce dal canestro proprio, però insomma si guadagna una
si guadagnano dei tiri liberi e allora se ne incarica Benedetta Bocchetti dalla lunetta. È buono, il primo tiro libero viene realizzato. 53esimo punto per Treviso, 54, 75-54, sono 21 i punti di distacco. Va al tiro, mamma mia, la capitana Silvia Viviani aveva tirato da lontanissimo e quasi quasi, insomma, poteva anche entrare questo pallone. Ci fermiamo qui con il terzo quarto che segna 75-54 per Rovigo. Ultimo quarto per quanto riguarda Treviso-Rovigo, si sta giocando al Pala Pascale di Treviso questa gara che vede in vantaggio appunto Rovigo su Treviso 75-54 ed è il quarto, ultima frazione di gioco per quanto riguarda la gara terza di campionato che vede impegnate appunto qui al Pala Pascale Rovigo e Treviso. Ancora il tiro da tre Rovigo, questa volta sbaglia decisamente lungo e allora c'è stata l'espulsione, vi segnalo appunto del tecnico, del coach di Treviso, quindi le ragazze trevigiane si trovano a dover gestire da sole in campo perché non c'è nessuno in panchina, quindi un po' una situazione un po' particolare insomma, e quindi pensiamo che Rovigo non abbia più problemi, insomma non ne ha avuti fin dall'inizio partita. Rientra la numero 10 Laura Cremona che torna in campo per dare manforte alle sue. Jacquot cerca di girarsi, lo fa molto bene, lei è molto brava secondo me negli spostamenti sotto rete dove riesce con delle finte di corpo ad andarsene e a mettere in difficoltà le marcatrici, però in certe occasioni è andata bene, in certe altre no. Adesso c'è un altro cambio che va sulla sedia del cambio, una giocatrice di Treviso, palla che termina fuori, c'è il cambio, vediamo se lo possono effettuare. Esce il numero 22 Seva Nicora ed entra il numero 14 Falenzikic, rientra in campo, ancora può giocare, palla che viene girata, Viviani la capitana, poi ancora la Viviani che chiama lo schema che vuole mettere in pratica, poi gira ancora Viviani da 3 ed è punto realizzato. Siamo a 78-54. Il tentativo di entrata con commesso il fallo da parte di Rovigo. Terzo fallo.
non abbiamo l'ausilio del tabellone elettronico che ci segnalano i falli, quindi va in lunetta Treviso con la Fabiana Prete che realizza il primo tiro libero, realizza pure il secondo. 8:33 al termine di questa gara che non ha avuto storie per quanto riguarda Treviso, che è andata subito sotto fin dal primo quarto contro Rovigo, decisamente più in palla e decisamente con qualcosa in più. Viviani non mette dentro, può giocarla ancora Jacol che viene a portare palla dalla parte opposta. Jacot poi velocizzano le ragazze di Treviso, che però fino ad ora non hanno mai mollato, insomma hanno sempre provato a rientrare in partita, hanno sempre provato a lottare, insomma è una formazione che può e che potrà trovare l'amalgama giusta con il passare delle giornate. Esce la numero 33 Paola Novati, cambio ancora per Rovigo con dentro Stavrov. Attenzione, Prete può provare il tiro da 3, lo prova Jacquol invece, palla che termina fuori, non riesce a conquistare il pallone Benedetta Bocchetti sotto canestro, e allora nulla di fatto, si riparte dalla parte opposta con Stavrov, molto bene, bella, però buon contratto, ben contratta dalla difesa di Treviso. Poi Jacquot che sbaglia questa palla da sotto, nulla di fatto, e allora si concedono un po' di preziosismi anche Rovigo. Poi c'è la numero 14 che spreca e spende un fallo, Falenzic che spende un fallo, fuori la numero 5 di Rovigo Stavrov e dentro il numero 4 Gaia Castelli, che era partita nel quintetto base. Al tiro Stavrov, Elena Stavrov sbaglia il primo, e sbaglia anche il secondo, a tempo fermo chiaramente. Chiama il pallone, vuole giocarlo Benedetta Bocchetti, bene, Jacquot si libera bene, fallo forse, no, l'arbitro lascia correre, allora Jacquot che non riesce a riconquistare il pallone, non riesce a metterlo dentro da sotto, e quindi avanti ancora con il tentativo di andare al tiro da 3 da parte di Rovigo. C'è il fallo alle spalle, la spinta mi pare, vediamo, sì, spinta da parte del numero 15 di Rovigo, quindi ne riprenderà a giocare con Fabiana Prete che fa velocizzare su Jacquot, torna Jacquot, ancora Prete che sceglie di fare tutta da sola, palla che però non entra, c'era il fallo, forse gli arbitri lasciano correre, allora si può provare a giocare con Viviani dalla parte opposta. Viviani che fa girare il pallone molto bene, poi il tentativo passi in partenza da parte di Stavrov che viene bloccata ancora. 78-56 per Rovigo. Ci sono 6 minuti e 40, 6 minuti e 28 adesso da giocare. È buono il tentativo di manovra, e allora c'è il time out, mi pare richiesto penso dalla formazione di casa, oppure vediamo chi parlerà adesso, chi terrà, chi parlerà e dirà qualcosa in casa Treviso, perché non essendoci il coach parlerà la capitana, immagino, mentre dalla parte opposta tutto regolare con Pegoraro ancora inginocchiato davanti alle sue ragazze. 6 minuti e 25 da giocare di questa gara che non ha avuto storia, non ha avuto sviluppi positivi per Treviso. In effetti fin dal primo quarto è stata sempre avanti Rovigo,
ha amministrato con calma e tranquillità. Poi il match insomma ha preso. Nel primo quarto c'era stata una reazione da parte di Treviso, che sotto di 13 era riuscita a rimontare, a riportarsi a -4 se non erro, e quindi poi a cercare di riportarsi sotto ulteriormente non c'è riuscita, poi più nel secondo, nel terzo e nemmeno pensiamo nel quarto tempo adesso che si sta giocando. 6:25 al termine, si può ricominciare a giocare con Viviani che manovra per le sue, porta in avanti il pallone. La squadra di Rovigo, che non ha mai mollato, ha sempre fatto il proprio gioco, chiaramente insomma, per provare a fallo fischiato sotto canestro. Cremona che fa girare per Viviani, poi ancora Castelli, e eccolo qui un buon pallone per cercare di pescare ancora la numero 15 Luma Nako Moni, che vediamo se verrà sostituita adesso, se la sedia del cambio si è seduta la numero 33 Paola Novati. Penso di sì, che sia il suo cambio, perché Pegoraro mi pare che si sia un attimo stancata di richiamare appunto la giocatrice in maglia di Rovigo con il numero 15, e adesso Pegoraro spiega alla giovane che cosa voleva e che cosa doveva fare. Insomma, penso che sia il modo giusto, insomma, per stimolare e invogliare naturalmente queste giovani atlete, perché ripeto, non ho sotto mano la lista e non so di che annata sia, ma presumiamo molto molto giovane, quindi c'è tempo per lavorare e per migliorare da parte di questa atleta. Ancora un bel pallone trovato da coast to coast, diciamo così, e c'è il tiro da 3 che va dentro, e quindi 61-7-8, quindi 78-7-8 per Rovigo, 61 per Treviso. Ancora bella smarcata, proprio la Stavrov è da sola in area, palla bellissima però da parte di Paola Novati, che era partita insieme a Mutterle, a Leghissa, a Zanetti, a Castelli e a Stoikova nel quintetto base. Ancora Treviso che prova a manovrare, prova a far girare palla senza stancarsi. È buono il tentativo riuscito di Elena Streri di andare a canestro, quindi altri 2 punti che vanno a rimpolpare il risultato della formazione trevigiana. Fa girare bene Rovigo il pallone anche con velocità, poi riparte Treviso, passa la metà campo e prova a far vedere, a far trovare qualche schema. È dura, sapete, anche perché, ripeto, in panca non c'è il coach, quindi le ragazze si trovano a dover gestire un momento particolare che nel quarto appunto ha colpito appunto la formazione trevigiana. C'è un cambio che viene pilotato adesso dai dirigenti appunto di Treviso, e quindi sulla sedia del cambio pronta ad entrare Giacomo, mi pare. Vediamo questa entrata bloccata, ancora Stovrov per Viviani dietro la schiena, il passaggio per far andare a canestro la sua compagna. Poi c'è il fallo speso da Treviso, è il secondo fallo per... Si arrabbia il pubblico di casa Treviso con le decisioni dell'arbitro, che secondo appunto il pubblico di Treviso insomma è reo di aver cacciato dal campo il tecnico, il coach appunto trevigiano. Gira bene Rovigo, ci prova la numero 11 di Rovigo, poi sotto canestro sbaglia il tap-in decisivo, nulla di fatto, può ripartire Treviso allora con Prete
Prete che blocca tutto per giocarla in velocità, è buona, bene, perché questa palla passa ed è Falenzi che mette a canestro il 65esimo punto per la formazione trevigiana, 82 ne ha Rovigo. Da 3 tocca il ferro, la spinge fuori e allora può ripartire ancora Prete sceglie di andare tutto da sola, guadagna il fallo in area e quindi adesso si andrà ai tiri liberi. 2:40 al termine. 2:40 al termine per quanto riguarda questa gara. Il quarto che va verso la conclusione. 2:40 al termine. Prete mette dentro il punto numero 66. Il bottino totale appunto della formazione trevigiana, 67 per il momento. Viviani ancora per Castelli per Stavrov. Sì, è buono il giro palla da parte di Rovigo che adesso è bloccato, veloce Viviani che va su Stavrov, commesso fallo da dietro, ma ci stava tutto, il tentativo di stoppata non riuscito, ha colpito con le mani, quindi nulla di fatto. Esce capitana Streri, entra il numero 3 Benedetta Bocchetti. Cambio anche per quanto riguarda Rovigo, fuori il 33 Paola Novati, dentro il numero 20 Nicole Leghissa. Dalla lunetta Emma Stavrov che sbaglia il primo tiro libero. Allora un suggerimento di Pegoraro per la battuta dei tiri liberi, però non ha portato beneficio alla giocatrice. 2:14 al termine della gara qui alla Pala Pascale di Treviso, dove Rovigo sta espugnando il campo trevigiano. Conquista palla molto bene, prova il tiro da 3 e ci siamo con Fabiana Prete ancora cecchina che mette dentro questo 70° punto. Proviamo ad andare sotto, siamo a -12 e quindi vediamo se c'è un po' di reazione oppure se abbiamo speso tutto quello che potevamo spendere in questa partita. Viviani che trova il muro ma è falloso e trova il fallo del numero 22 Sveva Nicora e quindi cambio per Treviso. Esce il numero 14 Falenzic ed entra numero 7 Marta Buranella. Buono, 84-70, 14 punti di vantaggio per Rovigo. Si muove bene, non c'è fallo, quindi può giocare Viviani ancora in velocità dalla parte opposta. Passi, no, la linea pestata da parte del numero 4 di Rovigo, Gaia Castelli. Era uscita dal campo. 1:12 alla conclusione. Cerca di chiudere Treviso, qualche difficoltà, deve andare al tiro sui 7 secondi, nulla di fatto, non trova la realizzazione e allora può andare ancora in avanti la formazione di Rovigo con ci ripensa, 10 secondi per andare al tiro, non ci pensa nemmeno 2 volte, quindi c'è la numero 10 Laura Cremona che ha tentato il tiro da 3, non riuscito. Doppio cambio in casa Treviso, rientra la capitana Elena Streri e poi la numero 10
Matilde Baron che fa il suo ingresso in campo, ed è proprio Baron che tocca il primo pallone per lei, con palla che viaggia. Vediamo se ci sarà un ultimo tiro da 3 della 22, che era Sveva Nikora, che ha provato la realizzazione non riuscita, palla sputata fuori dal ferro, e quindi siamo proprio alle battute conclusive di questa gara, che vedono Treviso soccombere per 84-70 per il momento per quanto riguarda appunto questa gara, la terza di campionato. Stiamo assistendo al finale, termina con palla in mano ed è 84-70 il punteggio per la formazione di Rovigo, che si aggiudica il match, e quindi va a chiudere questa terza di campionato con una vittoria sul campo di Treviso. Io scendo per effettuare le interviste, vediamo i due coach, un coach quantomeno, perché uno è rimasto, l'altro è negli spogliatoi, vediamo se sarà possibile ritrovarlo. Allora, Pecoraro, direi non grossi problemi in questa partita oggi, sempre stati davanti, non avete avuto difficoltà, almeno sul campo. Poi ho visto che hai provato a pilotare ugualmente dal campo. Sì, è chiaro che sapevamo che sulla carta eravamo meglio, e sapevamo anche che loro non mollano e sono una squadra con degli attributi. L'hanno fatto vedere con Vicenza, l'hanno fatto vedere a Cagliari e l'hanno fatto vedere anche stasera quando è uscito l'allenatore. Io devo dirvi che sono molto contenta per quello che abbiamo fatto per 35 minuti. Sono molto arrabbiata per la risposta che poi abbiamo avuto dalla panchina, nel senso che le mie giocatrici sanno che io non faccio beneficenza, cioè va in campo chi deve giocare. E abbiamo una squadra giovane, le giovani a Rovigo giocano, però giocano se capiscono cosa devono fare, se no stanno sedute le giovani e le vecchie. Toglimi una curiosità, la 15 di che annata è? Di che anno? Non so chi sia la 15, la 11. No, la ragazza di colore. La 15 è 2009 e anche la 11 Stavrov è 2009. Ma sono ragazze giovani, bisogna avere pazienza e bisogna avere la voglia di avere pazienza, e noi ce l'abbiamo, io ce l'ho e la società ce l'ha. Però non possiamo andare in campo con superficialità, cioè se sbagliamo una cosa di esperienza va bene, se sbagliamo una cosa di pigrizia perché non usciamo su un tiro o non facciamo un cambio aggressivo non va bene. Però insomma abbiamo vinto, rimaniamo aggrappati al gruppo più su e per noi era importante questo. Per 35 minuti abbiamo fatto molto bene, faccio i complimenti a Nicole Leghissa, perché lei è arrivata a Rovigo l'anno scorso con tutto da dimostrare. L'anno scorso ha lavorato pesantemente con me sulle spalle, che la riempivo di nozioni e di sgridate, e stasera per noi è stato un fattore e sono molto contenta per lei. Terza di campionato soltanto, che campionato hai già potuto vedere? Secondo me è un campionato difficilissimo, forse uno dei più complicati degli ultimi anni che noi facciamo la 2. Non ci sono squadre materasso, perché se tutti davano Treviso come una squadra materasso, secondo me alla lunga verrà fuori, e ha un sistema di gioco interessante, e giocando tutto small ball con le giocatrici che tirano tutte da 3 punti non sarà semplice giocare contro di loro, e venire qui è sempre stato un campo complicato. E quindi sarà un campionato impegnativo, la formula è un disastro e quindi tutti vorranno arrivare nelle prime 8 per non entrare nei play-out, e quindi sarà complicato. Pecoraro, in bocca al lupo. Grazie mille, arrivederci. Ciao, arrivederci. Allora, vediamo se abbiamo anche il tecnico di casa. Sì, ok, allora aspettiamo un minuto, rimaniamo ancora collegati, visto che abbiamo l'opportunità appunto di avere con noi il tecnico Conte, che è stato tra l'altro espulso nel corso della gara, della partita, però insomma vediamo se possiamo
riuscire ad avere due parole anche con lui. Aspettare un attimo perché stanno aspettando una delle ragazze che deve rientrare, presumo, per parlare insieme, quindi aspettiamo un secondo e poi eventualmente vediamo che cosa succede. Allora, coach, ci siamo. Sei andato a parlare con le tue ragazze prima di tutto? Sì, perché ci tenevo un attimino a scusarmi con loro, non importa il motivo che onestamente non ho neanche capito, perché il tecnico era giusto, perché avevo fatto una protesta, l'espulsione dopo il tecnico mi è sembrato un po' eccessivo, ma non mi importa il motivo di questo, però ci tenevo un attimino a scusarmi con loro perché le ho lasciate sole in un momento di difficoltà e quindi magari una reazione col tecnico che l'avevo cercato onestamente perché avevo protestato in maniera plateale per farmelo fischiare, per avere una reazione che comunque c'è stata, però mi dispiaceva per loro di averle lasciate comunque in balia della partita in un momento difficile. Il tecnico ospite Pegoraro vi fa i complimenti ugualmente perché dice sarà difficile insomma venire qui a giocare contro una squadra messa bene in campo, con un buon allenatore, con delle buone trame, una squadra che non molla mai, perché effettivamente anche se i punti di distacco sono sempre stati abbastanza fin dal primo quarto, però ci siete sempre stati sotto. No, io le ringrazio di questo commento e a mia volta faccio a loro i complimenti perché hanno messo un'energia altissima che noi non siamo riusciti né a pareggiare né minimamente ad avvicinarsi a mettere quell'energia e si è visto. Onestamente era la cosa che più mi preoccupava, visti anche i problemi che abbiamo in settimana. A fare allenamento era la cosa che un po' più mi preoccupava ed in effetti è stata il fattore che ha poi cambiato un po' la partita, perché noi all'inizio, alla fine, facendo le cose che volevamo, eravamo lì, quando loro hanno cominciato ad alzare il ritmo e noi purtroppo non siamo riusciti a star dietro e si è visto. È vero. È vero, è vero. È un campionato tosto e difficile, lo ha giudicato anche Rovigo e ve ne siete resi conto subito, a parte che avete avuto un inizio con botto, no? Non è che vi eravate illusi di quello oppure no? Poi a Cagliari siete rientrati un attimino, questa sera? Allora, sicuramente il campionato e il nostro girone in particolare è molto competitivo, molto difficile, si può vincere e perdere con tutti e l'hanno dimostrato i risultati nonostante in queste 2 giornate alla fine. Ma era un po' quello che ci aspettavamo e sicuramente noi paghiamo, e non è assolutamente un minimo di scusante o meno, il nostro ritardo, perché comunque siamo ancora in ritardo su determinate situazioni e comunque un po' lo paghiamo e sicuramente, come avevo detto, siamo arrivati bene alla prima giornata e nonostante questo, l'avevo detto il giorno dopo che non eravamo diventati campioni dopo una giornata, c'era bisogno di lavorare tutte le giornate, così come dopo la partita di Cagliari, subito dopo ho detto non eravamo campioni settimana scorsa, non siamo dei brocchi adesso. Continuo a avere la mia idea su questo e sicuramente dobbiamo lavorare in settimana, perché secondo me noi abbiamo del potenziale e lo facciamo vedere e lo esprimiamo ancora a tratti e dobbiamo ancora sistemare un bel po' di cose e che ne escono con lavoro, però bisogna avere fiducia, non bisogna battersi, perché vedo ancora troppe facce sconfortate dopo un solo errore, dopo un solo cambio, dopo una sola difesa mancata e non è questo lo spirito che dobbiamo avere per essere una squadra, appunto come dicevi tu, combattiva fino alla fine, che non molla. Abbiamo un po' questa doppia faccia che dobbiamo sistemare. Coach, buon lavoro, perché non resta altro. Grazie. Grazie, ciao. Bene, noi chiudiamo definitivamente dalla palestra Pala Pascale di Treviso con la vittoria 84-70 di Rovigo su Treviso. A voi.